Oltre 200 reperti e manufatti archeologici di eccezionale valore storico-artistico risalenti a diversi periodi che vanno dal pre-protostorico al paleo-cristiano sono stati recuperati dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Udine e dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia nell'ambito delle indagini su una rapina alla filiale della Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia di Cervignano. Noi abbiamo dato un esame molto sommario dei reperti perché ci è stato chiesto di custodirli e di valutare ovviamente la loro rilevanza, il loro interesse archeologico e il loro rapporto col territorio. Ecco, la prima cosa che si può dire è che sicuramente si tratta di reperti di notevole interesse storico-archeologico. Ci sono due gruppi principali, c'è un gruppo di materiali dell'epoca del bronzo, probabilmente provenire da ripostigli nel territorio intorno ad Aquileia, e poi ci sono reperti fondamentalmente di epoca romana, e quelli che più spiccano sono le gemme, che sono un'altra produzione, la glittica aquileiese, tipica quindi della città antica, e da ciò noi possiamo dedurre una pertinenza al territorio, e quindi ci sono molti collegamenti col materiale che il museo ospita. Senta, quando si potranno tornare, diciamo così, a far rivedere al pubblico questi importanti reperti? Questo non dipende da noi, le dicevo, in questo momento noi siamo custodi ed eventualmente periti, e c'è tutto un iter che sicuramente spiegheranno i carabinieri, e poi la destinazione non è competenza nostra. La maggior parte dei reperti è stata rinvenuta all'interno del caveau della banca della Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia di Cervignano, dove giacevano forse da decenni in cassette di sicurezza aperte e poi abbandonate dai malviventi. Ma quasi per caso, a seguito comunque di un fatto grave, una rapina a Cervignano, dove erano state appunto anche aperte le cassette di sicurezza. L'attività investigativa che si è poi subito messa in moto ha consentito, oltre di recuperare il cosiddetto tesoro di San Vito, appunto queste opere d'arte che erano state sottratte al patrimonio nazionale. Gli stessi malviventi, oppure nella fretta di poter procedere nella loro attività criminale, questo ancora non è dato ben sapere. Sicuramente poi questo verrà accertato in una successiva fase. Le gemme sono considerate tra i più preziosi reperti archeologici del mondo classico, descritte in maniera esaustiva già 2000 anni fa da Plinio nel libro della Historia Naturalis. Si tratta di un ritrovamento di grande importanza storico-culturale, in quanto restituisce al patrimonio dello Stato un insieme di materiali di grande valore storico-archeologico. Si tratta in particolare di un insieme di materiali ascrivibili a diversi ambiti storico-culturali che spaziano dall'età pre-protostorica fino all'età romana e all'età paleocristiana. E in particolare due grossi lotti di materiali risaltano per importanza e significato storico. Un gruppo di più di 100 gemme romane incise provenienti quasi sicuramente dal territorio di Aquileia, che fu durante l'età romana un centro di produzione di grande importanza, e un gruppo di bronzi di età protostorica ascrivibili alla tarda età del bronzo, che comprende un certo numero di asce, di cuspidi di lancia, di pugnali, una spada spezzata in due parti, da cui bisognerà valutare la possibile provenienza, ma che ben si adattano a quella classe di materiali rinvenuta nell'ambito dei ripostigli di bronzi protostorici ritrovati in gran numero in Friuli e anche proprio nel territorio di Cervignano del Friuli. Ecco, come ha sottolineato lei, questi non sono tutti, diciamo, reperti censiti, perché c'è stata anche una storia antecedente all'arrivo dell'Italia, no? Certo, innanzitutto si tratta di reperti di cui non si conosceva assolutamente l'esistenza, perché è molto probabile che vengano da recuperi e scavi clandestini, quindi sono reperti di cui non avevamo conoscenza e che per la tipologia, per le loro caratteristiche, vengono sicuramente dal territorio aquileiese. Di notevole importanza anche il ritrovamento di altri reperti in metallo, per lo più risalenti alla tarda età del bronzo, testimonianza degli importanti insediamenti protostorici nell'area aquileese. Il maggiore Giuseppe Marseglia, comandante del nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia. È sicuramente uno dei più importanti recuperi di materiale archeologico attuati nell'ambito del territorio di Aquileia. Si tratta di oggetti ricollegabili alla glittica romana, quindi dei primi secoli dell'impero romano, e oggetti in bronzo, dell'età del bronzo, quindi siamo tra il XIII e l'XI secolo a.C.
è stata una fortunata coincidenza, perché noi possiamo dire di essere arrivati al recupero di questi importanti materiali anche grazie all'ignoranza dei criminali che hanno operato durante la rapina presso l'istituto bancario di Cervignano. Il materiale è stato riconsegnato agli aventi diritto, quindi allo Stato, e si spera attraverso le istituzioni museali che potranno garantire la fruizione alla collettività. Ecco, una cosa importante, lei ha sottolineato l'ignoranza, no, dei malviventi. Sì, e non solo, l'ignoranza dei movimenti è palese, perché uno solo di questi oggetti, se fosse stato trafugato, immesso sul mercato clandestino, avrebbe potuto ottenere un guadagno anche di varie migliaia di euro. Ma mi preme far riferimento anche a un altro tipo di ignoranza che non è ammessa, perché lo sappiamo tutti, la legge non ammette questo tipo di ignoranza, e cioè tutti i privati detentori di questi oggetti relativi al patrimonio archeologico nazionale sappiano che si tratta di patrimonio indisponibile dello Stato. Quindi la legge per questo volevo chiederle, queste persone che si sono trovate, diciamo, da una parte e dall'altra, adesso possono essere perseguite penalmente oppure? Certo, la nostra ipotesi di reato per la quale queste persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria è la ricettazione. La legge dice inoltre che in caso di rinvenimento fortuito il singolo ha a disposizione 24 ore di tempo per segnalare il tutto alle autorità competenti, che possono essere o le sovrintendenze o l'Arma dei Carabinieri o l'autorità di pubblica sicurezza. Dunque possiamo anche consigliare a coloro che ci stanno guardando in questo istante attraverso questo servizio di ribadire che, se per caso succede di ritrovare questi reperti storici, di avvisare immediatamente, no? Magari la vicina locale stazione dell'Arma. Certo, immediatamente avvisare e segnalare il rinvenimento.